per raccontare una storia che è quella di Agnese Litti, fuori sede, vive a Bruxelles, tarantina, che però ha comprato una villa a San Vito, vive a San Vito d'estate per le vacanze, e la sentiamo. Buongiorno Agnese. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti. Com'è a Bruxelles stamattina? Deprimente, come ci si aspetta da Bruxelles, anche se insomma abbiamo avuto qualche giorno buono al mio rientro, ma insomma San Vito e l'area di San Vito si fa mancare già, insomma. Allora Agnese, io ho pensato di intervistarti perché tu sei un po' delusa dalla situazione di San Vito, hai voluto tenere comunque un piede nella tua città con una villetta, ma quel percorso da casa tua al mare è costellato di spazzatura. Sì, effettivamente io 4-5 anni fa ho investito a Taranto, perché anche se non sono in quel quartiere, i miei genitori abitano in un'altra zona della città, per me il mare era la cosa che più mi mancava. Poi noi abbiamo un mare stupendo già in città, e quindi ho deciso proprio di premiare San Vito, perché il quartiere più vicino alla città però già è con tutta un'altra connotazione. Quindi siccome io faccio anche smart working dall'Italia, mi ritornava comodo quel quartiere. Però, come dicevi tu, ho notato che da quando ho pensato di fare quell'investimento ad oggi la situazione si è molto deteriorata, e non è solo per San Vito, ma anche per altre zone limitrofe, e anche per le strade di accesso che sono completamente invase da spazzatura, non solo per l'accesso ai lidi, che quelli sono veramente imbarazzanti, ma anche le strade provinciali intorno, insomma è un degrado, ecco. Quelle strade, come c'è Enzo Ferrari, giornalista, quelle strade, Enzo, che potrebbero essere luoghi dove correre, fare jogging. Sì, questa testimonianza ci riporta a quelle che sono le impressioni di chi, non vivendo a Taranto, poi ha un impatto davvero traumatico con la realtà tarantina quando si trova da queste parti, insomma. Cosa ci insegna questa testimonianza? Che il mare bello da solo non serve. Basta. Abbiamo bisogno di servizi, di pulizia, di rendere Taranto una città accogliente, vivibile per i tarantini e per i turisti. E con una sorta di autogestione, per esempio Viale del Tramonto aveva iniziato con un baretto che poi è diventato una serie di localini sulla spiaggia, che ora però alcuni di questi, che non erano a norma, diciamo, sì, che avevano esagerato nell'espandersi, sì, sono stati chiusi e abbandonati lì, cioè quelle strutture sono abbandonate come piccoli ecomostri sulla spiaggia, e anche questo è un motivo di tristezza per Agnese, se non sbaglio. Sì, assolutamente, perché intanto, come dicevi giustamente, quelle attività che effettivamente non erano a norma, almeno parzialmente, comunque mantenevano un decoro e una pulizia della spiaggia, e in un territorio in cui si stava iniziando a ricollocare in maniera turistica, quelle attività avevano supportato questa vocazione turistica anche del nostro territorio. Adesso invece, come dicevi, sono state completamente abbandonate, e mi è capitato di passarci e vedere che rifiuti di varia natura venivano depositati là a aumentare questa situazione di degrado, e venivano depositati proprio sulla spiaggia, sui lidi e quant'altro, cioè dagli ombrelloni rotti alle sdraie rotte, in una situazione di anche un po' di pericolo, perché queste strutture sono ormai semifatiscenti, e a quello si aggiunge il degrado di questa spazzatura e quant'altro, e non c'è nessuno che se ne prende cura. Sei delusa, vorresti tornare indietro e non riprendere la tua villetta, o comunque sei contenta ancora della tua scelta? Io fortunatamente sono in contatto con delle persone, delle associazioni che sono molto impegnate sul territorio, e confido in loro e spero ancora nella cittadinanza tarantina che possa avere un risveglio di coscienza, perché sì, le istituzioni sono estremamente importanti e noi abbiamo un problema,
però credo che molto dipenda da noi cittadini. Io ho insegnato a mia figlia, che ora ha 6 anni, a raccogliere la plastica in spiaggia sempre, fare la raccolta differenziata. Credo che questi comportamenti molto semplici possano essere qualcosa da cui si possa ripartire. Quindi ancora non mi considero completamente delusa, sicuramente non mi trovo nella situazione di entusiasmo che avevo quando ho comprato quella casa, e mi auguro che anche in vista dei Giochi del Mediterraneo le cose possano migliorare. Grazie Agnese Litti, continueremo a avere questo filo Taranto-Bruxelles perché ci piace. Con molto piacere, Valentina, grazie a voi. Va bene, noi ci fermiamo un attimo e dopo la pubblicità torneremo a parlare di San Vito.